Alberto torna a essere non solo uno di noi, ma con noi e soprattutto un uomo libero. Ho avuto la gioia di poter sentire nelle prime ore, della mattinata la mamma Armando. Ho sentito una donna felice, una mamma felice, una mamma commossa, una mamma grata, una mamma che ringraziava e una mamma che sta per incontrare suo figlio. Alberto ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato come è bello vivere gli affetti umani ed è anche bello fare una comunione che vada al di là di una famiglia. Una città si è mossa, una comunità, una chiesa, una parrocchia. Io ringrazio tutti quelli che si sono spesi e do l'appuntamento ad Alberto per un momento in cui possiamo essere felici insieme, abbracciarci e insieme poter capire quanto è importante la libertà, quanto è importante uno stato di diritto, quanto è importante che le persone siano riconosciute nella loro dignità, soprattutto quando fanno il bene gratuitamente.